Allora, ritorniamo qui insieme, segretario. Le avevo chiesto un po' le differenze territoriali che però hanno comunque un peso. Per parlare anche in modo molto semplice per chi ci ascolta, una pensione, per quanto bassa, di 700 euro nel nord Italia ha un peso diverso nel sud Italia. In sud Italia riescono a vivere comunque tranquillamente, se poi parli con alcune persone mettono anche da parte, qui non arrivano neanche alla fine del mese, quindi ci sono differenze reali, come anche le strutture delle case di riposo, cioè le case di riposo hanno un costo diverso, offrono servizi diversi, senza dubbio migliori da una parte, peggiori dall'altra, ma sono più accessibili da una parte d'Italia e meno accessibili dall'altra. Siamo un paese un po' frastagliato rispetto ad altre realtà europee. Sì, questo è vero. Mi faccio dire che chiunque possa scegliere, sceglierebbe di fare il pensionato al nord a parità di pensione, perché la dotazione di servizi e la quantità di trasferimenti che vanno incontro alle esigenze degli anziani sono molto più elevate al nord che al sud, mediamente. La spesa pro capite per servizi sociali rivolti agli anziani varia da 120 a 10. Addirittura siamo in questi livelli. Siamo a queste differenze. Quindi spesa pro capite per cittadino, che poi viene articolata per... Quindi diciamo il campo nel quale la differenza è enorme sono campo di dotazione di servizi, nel sociale e nel sanitario, sono risorse territoriali. Pensiamo al peso che hanno le fondazioni fondazioni di origine bancaria nell'organizzare, diciamo, nel sostenere l'attività non solo, diciamo, delle comunità, innanzitutto nei servizi sociali, oltre che le risorse proprie dei comuni e delle regioni. Da questo punto di vista non c'è dubbio che alcune regioni, anche di orientamento politico molto diverse, hanno perseguito, diciamo, un sostegno di politiche sociali diversamente da larga parte delle regioni meridionali che su questo non hanno investito, e se non a macchia di leopardo dentro le amministrazioni, dentro qualche amministrazione comunale, insomma. E questa è una grande differenza, per la quale noi diciamo che alcuni nodi vanno affrontati con politiche nazionali anche per favorire un riequilibrio di condizioni. Perché ovviamente diciamo un sistema che si è andato sempre più articolando e regionalizzando ha valorizzato anche le potenzialità diversificate di gettito, e però noi non abbiamo accompagnato questa regionalizzazione con la definizione di quegli strumenti che la riforma costituzionale del titolo V aveva previsto, che erano strumenti volti al riequilibrio delle potenzialità economiche delle regioni. I livelli essenziali per le prestazioni sociali noi li abbiamo solo nella sanità, e anche nella sanità non sono garantiti in maniera uniforme. Quindi voi sareste paese. Per più favorevole a un centralismo della gestione? Non è un problema di contrapporre centralismo e regionalismo. Guarda, mi permetta, perché c'è una confusione anche nel tema dell'autonomia. Noi siamo per un regionalismo che abbia un presupposto a monte di politiche nazionali per garantire l'uguaglianza dei diritti dei cittadini. Poi siamo per un regionalismo spinto nella gestione, ma garantendo quei presupposti fondamentali ci devono essere, insomma. E per questo diciamo che per quanto riguarda la sanità, la prima condizione è smettere il definanziamento. Cioè noi siamo un paese che ha una spesa pubblica in sanità che è il più basso dei grandi paesi europei, ma 2 punti in meno sul prodotto interno lordo. Se ci confrontiamo con la Germania, con la Francia, anche con la Spagna, noi spendiamo 2 punti in meno del prodotto lordo interno. Quindi, e nonostante questo, il sistema ha ancora delle potenzialità, però è vicino al collasso perché non si è assunto, è vicino al collasso perché non si sono fatti investimenti a sufficienza, e dentro questa situazione l'aggrosso delle regioni del nord riesce comunque a garantire prestazioni adeguate, al sud c'è proprio un problema di qualità dell'offerta.
E siamo in una fase nella quale proprio l'invecchiamento della popolazione richiederebbe un fortissimo riorientamento delle politiche sanitarie, più domiciliarietà, più risposta alle cronicità, servizi territoriali in maniera da permettere una qualificazione delle risposte dei servizi ospedalieri, ma questo richiede anche di rivisitare alcuni modelli. Credo sia aperto un dibattito in Lombardia sull'idoneità del loro modello di sanità tutta, diciamo così, accentuatamente privatistica anche nelle parti pubbliche, a rispondere in maniera adeguata ai nuovi fabbisogni sanitari, per andare in quella direzione controllando la spesa. Però la spesa, un conto è controllarla, e i meccanismi messi in atto nel sistema italiano sono stati molto forti. Un conto è controllarla, un conto è non garantire il minimo vitale. C'è una bellissima relazione votata all'unanimità dalla Commissione Sanità del Senato nella legislatura scorsa, o all'unanimità, ce l'hanno votata tutti, che fa una diagnosi a cui io non aggiungerei nulla del Servizio Sanitario Nazionale e della sua sostenibilità, e dice esattamente che siamo al punto limite, cioè che bisogna invertire la tendenza al definanziamento e che bisogna affrontare alcuni snodi, tra questi che è indispensabile una legge nazionale sulla non autosufficienza, diciamo una riforma in quel campo, in maniera da avere gli strumenti per poter accompagnare con la parte assistenziale, con la parte rivolta alla cura delle persone, alla cura, diciamo, tutelare, sì, certo, un trasferimento al domicilio della cura delle persone. In questo alcune regioni sono più avanti, ma sono tutti col fiatone. Guardi, la regione da cui io vengo, la regione Emilia-Romagna, ha istituito da 15 anni un fondo per la non autosufficienza, fondo regionale, usando un addizionale regionale. Ed è un fondo che funziona, ha mescolato una parte del fondo sanitario, l'ha destinato lì, ha preso una parte dell'addizionale, è un fondo che da solo è grande come il Fondo Nazionale per la non autosufficienza, quello dell'Emilia Romagna. Ma come per spiegarlo in una però anche loro, anche lì, siamo con l'acqua alla gola, cioè siamo in affanno, perché non basta, perché c'è bisogno di fare di più, nonostante ci siano... Ma questa addizionale regionale è una tassa in più per i cittadini? Certo, è una tassa in più per i cittadini che è stata istituita destinandola con un accordo anche con le organizzazioni sindacali a costituire prevalentemente, non serve solo a quello, ma il grosso è indirizzato a gestire il fondo per la non autosufficienza. Chiedo un po' a lei, giusto per anche ma posta da noi per in Veneto, dove già si è celebrato da pochi giorni la giornata nazionale delle tasse, non se ne può proprio più, perché dipendenti o non dipendenti stiamo veramente andando fuori dalle logiche immaginabili. Un'altra tassa sarebbe inimmaginabile. Allora, intanto anche perché hanno aumentato le tasse locali nel frattempo, le tasse rifiuti, questo, quest'altro, la benzina che aumenta, non si parla mai, però anche i pensionati si muovono con la macchina e stanno pagando di più la benzina. Certo. Non c'è dubbio, però io credo che prima di tutto noi dobbiamo partire da un dato, intanto incominciare a far pagare le tasse a chi non le paga, perché sembra che sia sparito da questo paese. No, ne hanno fatto il report in questi giorni della ma sembra che sia sparito dal paese questa figura che è l'evasore fiscale. Sembra che non esista più, no? Eppure l'evasore fiscale è quello che ruba i servizi ai cittadini. Quindi io credo che una prima questione sia questo della lotta all'evasione. Ma sembra che quest'anno sia stati beccati tanti evasori, dall'ultimo report della Guardia di Finanza. Staremo a vedere, però di fatto sono tanti i soldi che vengono a mancare alle entrate tributarie. Dopodiché vorrei ricordare che qua nel Veneto c'era un'aliquota aggiuntiva che riguardava i redditi alti, che era quella che Galan, a suo tempo il governatore Galan, tolse. E non è stata più inserita, cosa che noi invece chiediamo appunto per andare... Alti cosa vuol dire? Come? Alti cosa vuol dire? I redditi alti, parliamo dai, se non ricordo male, quelli riguardava dai 40-45 mila euro in su, quindi... Potevano permetterselo. Potevano permettere, insomma, cioè voglio dire anche uno che guadagna insomma sui 40 mila euro, non sono quelli che gli cambiano la vita, mentre invece possono cambiare la vita per una base, cambiare la vita a
alla formazione di un fondo per la non autosufficienza. L'avete proposto? Perché come è stato in Emilia-Romagna? Noi continuiamo a proporlo ogni volta, ma poi non riceviamo risposte da questo punto di vista. Insomma, questo è un po' l'aspetto anche così peculiare di questa regione. Insomma, anche noi stiamo andando ogni settimana a presidiare sotto al Consiglio Comunale Consiglio regionale, scusate, per capire se ci ascoltano, se riceviamo, che vengano discusse le nostre proposte sulla riforma dell'IPAB. Purtroppo non riceviamo risposte da questo punto di vista. Eppure anche questo è un tema importantissimo. Però siete stati ricevuti, avete avuto un'interazione e ancora non siamo fermi però, perché è vero, siamo stati ricevuti una volta, abbiamo avuto interazione, però poi la legge è lì, la proposta è lì ferma, no? non si va avanti. Tutti a dire che questo paese invecchia, con l'invecchiamento, per nostra fortuna, voglio dire, invecchiamo, perché anzi, per nostra fortuna invecchiamo, però con l'invecchiamento poi aumentano anche i problemi di salute. Non tutti invecchiamo nello stesso modo, perché non tutti lavoriamo nello stesso modo, e anche qui ci ricolleghiamo alle nostre proposte di riforma delle pensioni, perché noi diciamo non è il problema che tutti devono andare in pensione alla stessa età, che è uno dei problemi della riforma Fornero, cioè che è una grande rigidità, mentre invece a noi servirebbe una grande flessibilità. Adesso cosa hanno aperto? Un ventaglio maggiore, no, di possibilità, hanno proposta di farlo? Ma siamo ancora lì, insomma, non c'è una vera riforma della Fornero, questa è solo una grande salvaguardia, questa, come abbiamo già avuto modo di discutere altre volte, insomma c'è quota 100, che poi è improprio anche chiamarla quota 100, è un'ulteriore salvaguardia, appunto, non è un'altra cosa, però noi diciamo che non tutti lavoriamo allo stesso modo, cioè un conto è il lavoro che faccio io, un conto è il lavoro che fa un edile su un ponteggio, su un cantiere. Allora non arriviamo tutti alla stessa età, nello stesso modo, no. Quindi è giusto che uno possa uscire dal lavoro prima. Ecco, quindi questa è la prima questione. L'altra, appunto, ricollegandosi, invecchiamo e quindi aumentano i problemi e la società si deve far carico di questo problema, perché quando in una famiglia si arriva ad una persona non autosufficiente è un dramma per la famiglia, è un dramma soprattutto se poi c'è anche l'Alzheimer, altri problemi, insomma, no? È una tragedia. È una vera e propria tragedia, è una tragedia dal punto di vista sanitario, dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista economico, quindi noi diciamo che va affrontato e quindi questa aliquota aggiuntiva che noi proponiamo non è un dramma per quei soggetti, mentre invece lo diventa per le famiglie che sono costrette ad affrontare questa situazione. Ecco, questo è, come dire, è una delle questioni che abbiamo Ecco, lei segretario ha tirato fuori quota 100, gliela rilancio. Questa è l'altra grande tematica. Noi adesso siamo in grado di dare un giudizio perché vediamo cosa sta succedendo, le hanno fatte, che pressione ha? Ma non è un problema di impressione, conferma la critica che noi abbiamo fatto, cioè questa misura a parte che non è una quota, perché sono due requisiti, tutte e due, perché per quota in genere si intende che la somma di requisiti deve avere almeno 100, ma qui siamo davanti a un requisito rigido per cui 100 è il minimo. Infatti quelli che vanno in pensione mediamente fanno 102, 103 perché l'età media di quelli che vanno in pensione non è 62, il grosso sta tra i 64 e i 65 e quindi mettono assieme da 102 a 103 in su. Ma qual è il dato? Uno, avevano immaginato e ci avevano detto liberiamo 1 milione di persone in 3 anni, 350.000 all'anno e i soldi accantonati sono quelli, tant'è che adesso Tria sta dicendo no, ma noi abbiamo i soldi per far fronte all'Europa perché si risparmia su quota 100, si risparmia su quota 100 confermando che non era la priorità, perché la priorità lasciata in eredità dalla Fornero è un elevamento smisurato dell'età pensionabile e dell'età di vecchiaia, certo, e la difficoltà ad andare in pensione soprattutto delle categorie più deboli, le donne innanzitutto. È crollata la pensione di vecchiaia delle donne, crollate. Noi siamo passati da, nel giro di pochi anni, in 3-4 anni, da 40.000 pensionamenti a 8.000. Cioè, allora, le donne sono
tra il 20 e il 25%. Cioè, per intenderci, le donne non raggiungono la pensione di vecchiaia. Di questi 142.000 che sono le domande di pensione fatte al 3 giugno di quest'anno, quindi dati recentissimi, siamo a 15 giorni fa, noi siamo già in grado di sapere che, secondo questi dati, che il grosso della, diciamo, sono lavoratori pubblici, perché abbiamo su 100.000 circa lavoratori dipendenti, quindi su 143.000, circa 40.000 sono fondi speciali o autonomi. I lavoratori dipendenti privati sono 51.600, i pubblici, togliendo le gestioni speciali, le ferrovie, sono 46.000. Allora, vuol dire che qui si risponde prevalentemente a un'istanza che viene più che i lavoratori pubblici mediamente sono un quinto dei privati. Quindi sono tra un quarto e un quinto, quindi c'è una sproporzione in questa cosa. E questi sappiamo cosa sono? Sono prevalentemente lavoratori della scuola che scappano, lavoratrici della scuola che scappano. Quindi parte di donne scappano a fatica, quindi scappano le più anziane perché a maturare 38 anni fanno fatica, non ci arrivano a 62 perché anche loro hanno iniziato tardi, hanno iniziato da precari, eccetera, eccetera. E quindi c'è una risposta sbilanciata che impegna molte risorse e dà un terzo del risultato atteso, meno della metà. Noi alla fine dell'anno qui non si raggiunge il 50% dell'obiettivo che aveva dato il governo. Chiaro. E dentro queste risposte però ci sono delle condizioni che non sono le più urgenti, perché le condizioni più urgenti sono quelle che qui dentro non riescono a entrare. Sono le persone che hanno più di 65 anni, più di 64 anni e che non riescono a raggiungere per discontinuità lavorative, sono le donne che hanno abbandonato in periodi il lavoro per dedicarsi al lavoro di cura e dopo sono rientrate nel mercato del lavoro o non ci sono rientrate e faticano ad arrivare e si sono viste allontanare. Le donne pubbliche hanno aumentato l'età pensionabile di 10 anni in 3 anni. Sì, sì. Infatti, dopo parliamo, quindi allora c'è un giudizio di... Non è che noi siamo contrari a che uno con quota 100 vada in pensione, sia chiaro. Diciamo che è insufficiente, inadeguata e non è il modo più equo di usare delle risorse. Se ho delle risorse a disposizione, secondo noi era meglio riprendere il lavoro che si era stato fatto dal governo con quella scaletta. Allora si erano impegnate poche risorse, se ce n'erano di più da impegnare sulle pensioni, lungo quella strada si davano risposte più eque. Si riconosceva la flessibilità in uscita, si riconosceva la priorità a chi faceva dei lavori gravosi, si doveva istituire una commissione che indagasse questo tema dei lavori gravosi per dargli più e delle differenti aspettative di vita. Guardi, una ricerca fatta a Torino dall'Osservatorio sulle differenze di salute, sulle disuguaglianze in materia di salute, aveva rilevato le differenti aspettative di vita per qualifica professionale e da quella ricerca fatta a Torino negli anni 2000, emergeva che un operaio non qualificato e un dirigente avevano, presi a 35 anni, avevano un'aspettativa di vita di 5,6 anni diversa. Uno arrivava a 78, l'operaio non qualificato, il dirigente arrivava a 83. In mezzo, in un ordine impressionante, per come proprio riflette la condizione, c'era prima il lavoratore autonomo sopra l'operaio non qualificato, poi arrivava il lavoratore autonomo senza dipendenti, poi arrivava l'operaio specializzato, poi arrivava il lavoratore autonomo con dipendenti, poi il dirigente. In sequenza, tra il primo e l'ultimo, 5,6 anni. Ma se noi portiamo l'età pensionabile attorno ai 65-66, quei 5 anni sono un dramma, sono una differenza abissale anche dal punto di vista della quantità di anni in cui io percepisco la pensione, quindi è una redistribuzione a svantaggio dei più deboli. Allora è lì che bisogna intervenire per correggere il sistema. Uscire dalla Fornero non vuol dire quota 100. Uscire e smontare la Fornero, come dicono i governanti, vuol dire affrontare quel nodo lì, mettere in piedi rapidamente la commissione e dare risposte. E il sottosegretario Durigon si era impegnato a fare questa cosa, poi non si è più visto. Prima del 9 febbraio, quando abbiamo dichiarato lo sciopero, la manifestazione nazionale del 9 febbraio di CGIL e CISL, ci fu un incontro col sottosegretario Durigon,
che disse sì, su questi temi siamo disponibili al confronto. Sono passati 4 mesi, non si è più visto nessuno. Dovete risollecitare a questo punto tutto da capo. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.